Ci hanno anticipato appunto che il prossimo anno, in occasione del centenario, ci sarà anche un sorvolo delle frecce tricolori sulla nostra città e quindi attendiamo davvero trepidanti quel giorno. L'annuncio dato ieri sera nella sede del Consiglio Comunale a Palazzo dei 300 non è passato inosservato. L'occasione è stata quella della mostra Il volo acrobatico in formazione, organizzata dal Club Frecce Tricolori 2 di Treviso e che durerà fino al 27 novembre e vuole raccontare con scatti di alto impatto emotivo e provenienti da collezioni fotografiche o da archivi ufficiali le bellezze e la poesia del volo acrobatico collettivo. Questa mostra l'abbiamo voluta per festeggiare i 30 anni ed il legame tra la città di Treviso e il mondo dell'aeronautica. La città di Treviso ha ben 2 aeroporti e sono stati tantissimi i piloti, i sottufficiali, gli specialisti che da Treviso sono transitati nelle frecce tricolori. Siamo una pattuglia trevigiana che partecipa a 20 anni di Airshore in Italia e non potevamo mancare in questa mostra fotografica nella città di Treviso. Aviatori di ieri e di oggi, militari e civili nella platea del Palazzo del Consiglio e per la gioia dei molti appassionati anche i capitani Morello e Pozzani, piloti di Eurofighter appena entrati a far parte delle frecce. Una mostra dedicata appunto al volo in formazione. Le Frecce Tricolori hanno ripreso quest'anno, in questo 2022, la stagione delle loro esibizioni sul cammino che poi condurrà l'Aeronautica Militare il prossimo anno a celebrare i suoi primi 100 anni di vita e la nostra presenza qui, tra l'altro con i 2 piloti appena entrati nella formazione che hanno iniziato il loro periodo di addestramento alla pattuglia acrobatica nazionale che li condurrà poi a esordire il 1° maggio e a volare quindi in questo 2023 che sarà appunto l'anno del centenario della nostra Forza Armata.